Sono 9 anni ormai di teatro al Barbarigo. Eh sì, Come siete cambiati in questo periodo? e siamo un po' invecchiati, qualche barba bianca in più, che in scena sarà ancora più bianca. No, siamo cresciuti su tante cose. Io credo che ogni spettacolo abbia avuto la sua storia, il suo perché, le sue origini, i suoi spunti. Con questo qui ho voluto riprendere il primissimo dramma su copione che abbiamo messo in scena, nel senso che in precedenza ce n'erano stati altri tre, ma diciamo a canovaccio, senza un copione vero e proprio. L'ho voluto riprendere, l'abbiamo rivisitato in chiave diversa, entrando più nello specifico dei personaggi, analizzando le problematiche, il vissuto dell'anziano con il figlio, il problema dei figli, il problema un po' di ognuno, insomma, entrando dentro le personalità dei vari personaggi. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo dramma? Una serata divertente, interessante e sulla quale anche riflettere, direi anche con temi di attualità, quali sono soprattutto quella di mettersi dal punto di vista, di cercare di comprendere, di vivere il punto di vista degli altri, qualsiasi sia la loro origine, la loro mentalità, la loro religione, la loro ideologia politica, cercare di rompere i conflitti entrando nel vissuto dell'altro. Mi piace fare teatro perché comunque è un modo per trasmettere delle emozioni. Il teatro è una via soprattutto per sbloccarsi e comunque per aprirsi a nuove emozioni che comunque non si provano nella vita reale. Sono d'accordo che sia un modo per prepararsi alla vita in modo tale da essere più aperti. È bello stare teatro intanto perché io lo faccio con i ragazzi e questo sicuramente mi toglie qualche pelo di barba bianca. E poi è bello perché ci permette di tirar fuori quello che abbiamo dentro, che magari per gli schemi che ci costringe un po' i rapporti della società a mantenere, tendiamo a mascherare, tendiamo a non far emergere, tendiamo a tenere nascoste, di cui siamo un pochettino, ci vergogniamo un pochettino. Invece quando siamo in scena il personaggio può liberare tutto questo e si entra in un mondo parallelo, più ricco forse, più colorato. Quando ci vediamo? Noi siamo qui il 25, il 26, il 2 e il 3 dicembre, che sono venerdì sabato. Se voi venite ci vediamo volentieri.